No, I'm not a writer. Pesantemente ripida, Tazzi che eravamo su di Ziri l'abbiamo fatta in seconda, qua si zingano mi bestemmiano dietro, infatti si è capovolta la retrocamera che ha detto qua, addio, mi va i gatti qua, e i gatti, ciao gatti, ciao gatto, oh mi inculano, sì qua mi inculano cioè io lo sto facendo in seconda, il passo delle femmine era ben più ripido perché l'abbiamo fatto in prima. Va bene dai, porca puttana, stiamo andando tanto su. Dove eravamo? Eravamo a Strmac, STR-Mac. Wow, pieno di fortini, guarda qua a destra. Allora, l'avevo visto su internet, quello col leone che dorme, perché adesso siamo quasi attaccati al confine, ci sarà il lago di Predil, o di Predil come vuoi tu, e io volevo fermarmi a quest'altro fortino, così raccogliamo un attimo, raccogliamo un attimo le bestemmie agli zingari che mi diranno c'è buttato la ripida, ho paura, sì, tento quando lo pubblico, se no hanno detto così, tento, porca troia. E anche qua Italia o Italigia come c'è scritto là, ma scrive bene, scrive Puito, e qua vediamo un'altra, non è quella di prima, questa è un'altra ex dogana. Ecco qua, vedi? Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo, no dai, buongiorno. Guarda qua, Italia, eccoci qua, bellissimo, molto bello. Io volevo fermarmi al fortino, guarda che roba, guarda che colori ragazzo, dai. Vedi che bello, eccolo qua a sinistra, guarda, cazzo come si, ecco qua. Wow. Pausa, facciamo anche raffreddare l'engine. Uzzo, adesso è parole che mi c'ha. Ma quanto vi è divertito con vostro amico? No, io non puoi fare dietro. Bellissimo. Hai frenato, cavolo, ti stavo venendo addosso, ho tutte le macchine dietro. Perché non che affetta la cosa. Aspetta perché si in muso non hai. Guarda qua, la batteria Sella Predil. È il posto dove avevo detto di fermarsi, no? Bellissimo. Ma che roba. Veniamo dentro? Aspetta, sì. I musonai duri, incazzai, porca troia, ma vai, no, guarda qua, guarda che posti che vi porta il zingano, guarda qua, guarda che batterie, messo, guarda, spazzuria, lattine dappertutto, guarda, ragazzo, vieni con me, vieni, guarda. Buongiorno Italia. Sì, siamo in Italia? È roba nostra questa, Bello. Stupendo. Lattine dappertutto. Questo non è bello. Qua, che roba. È un po' macabro, perché insomma qua di sicuro c'è molta gente, quindi insomma... Diciamo che è affascinante, ecco, quella può essere la parola giusta, affascinante. Vieni qua, tocca anche il lazzismo hai. Stanno sia orsi o roba del genere? No, non credo. Via, messo. Da qua si guarda, fuori. Che posti, Vedi a venire via col singano. Ciao lumaca. E vabbè. Wow. Di qua, di là, di qua. Aspetta, mi perdo. Anche di qua, sì. No, cioè sì, ma anche di qua, sì. Oh, merita! No, veramente. Portavi la macchina fotografica, le tutto il panorama. No, lattine. Ma io... mi sono spostata 2 volte. Appena detto quante tinette fa. Ma ecco, queste vedete prima cosa avevo detto? Non ci immaginavo.
Mamma mia, ma guarda che posti, guarda che, cioè, vale la pena, guarda che posti. Eccolo là, il lago di Predil, dove dobbiamo andare adesso, quindi è tutta discesa. Posto siamo. Sì, e poi finalmente il lago. Oh, e stabilizzatore in camper, va bene. Permesso, non stavo a guardare basso, bravo, via. Ah, bello cazzo, bello, guarda che nebbia dell'orrore che c'è là, guarda. Robe da orsi, da wild, e no, con dice wild passa in macchina e mi rovina tutto, no, ogni volta. Guarda, Fabrizio e Musonagel, è come dire l'orso, è la stessa roba, vedi tu. CP, che mi dici? Io al lago qua dormiamo, eh? Ma sì, non è proprio wild perché c'è un ristorante, però il resto, se guardi qua, è wild. Fatta? Guarda che bel lago, andiamo a vederlo. Au. Bello? È qua per fare colazione domani mattina. Eccellente. Beh, c'è anche il bar, ma noi siamo un po' zingani. Sentiero del lago di Raibl. Wow! Ecco, è arrivato anche l'amico di CP. Non ho potuto riprendere la scena perché insomma sono momenti sempre un po' delicati con CP, quindi devo dare le attenzioni al CP. E ci ha giocato comunque alla fine, vero CP? È il tuo bell'amico, guarda, un po' vecchiotto, però digli.